Era crollata l'11 dicembre 2003 durante una notte di maltempo. Adesso il suo destino, quello del campanile della Chiesa Madre di Cattolica Eraclea, è di nuovo in bilico. Il campanile è da anni al centro di diatribe tra enti competenti, Genio Civile, Soprintendenza, Curia e Municipio Cattolicese. Tutto parte nel novembre scorso, quando il sindaco Nicolò Termine, dopo le sollecitazioni della Procura di Agrigento diretta da Renato Di Natale, emette un'ordinanza di demolizione, in quanto si legge, durante i lavori di ricostruzione sono emersi problemi strutturali e che in caso di eventi sismici arrecherebbero danno all'intera opera e all'incolumità pubblica e privata. Nell'ordinanza il sindaco affida alla Curia Arcivescovile Agrigentina, proprietaria del monumento, la responsabilità delle opere di demolizione. Ma la Curia presenta ricorso al TAR della Sicilia, affidando il patrocinio all'avvocato Ignazio Valenza, che emette un provvedimento di sospensione dell'ordine di demolizione, annunciando per il 29 marzo prossimo l'udienza di merito, nel corso della quale i giudici amministrativi della prima sezione entreranno nel vivo del ricorso. La demolizione del campanile, prevista per il 29 gennaio prossimo, è dunque sospesa. Per la cronaca, la demolizione del campanile era già stata annunciata l'anno scorso dall'ex sindaco Cosimo Piro, tra malumori e polemiche anche sul web. A dare il via alla protesta fu un'intervista video rilasciata dall'arciprete Nino Giarraputo. Alcuni cittadini scrissero addirittura al Papa Benedetto XVI e al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel tentativo di evitare l'abbattimento di un simbolo del paese. Ma sia dal Vaticano che dal Quirinale arrivarono i via libera all'abbattimento, visti i vari accertamenti tecnici. Ma poi non se ne fece più niente. Adesso, dopo la sospensiva, si attende il pronunciamento nel merito della questione. Sino ad allora nessuno tra gli enti coinvolti può alzare un dito.